Buongiorno da Giulio Cainarca a tutti coloro che sono all'ascolto di Radio Padania Libera e ben trovati al nostro appuntamento il giovedì dedicato principalmente ai temi dell'economia con il professor Claudio Borghi Aquilini in collegamento telefonico con noi. Buongiorno Claudio, caduta la linea. Come sapete Claudio Borghi Aquilini è anche responsabile economia della Lega Nord e le questioni economiche in primo piano sono relative alla manovra di finanza pubblica naturalmente e anche all'esito di questi cosiddetti stress test della Banca Centrale Europea sulle banche europee, su quelle italiane in particolare. Credo che possiamo anche discutere della proposta lanciata dal segretario leghista Salvini su una di queste due banche penalizzate dall'esame europeo della BCE di Mario Draghi, vale a dire il Monte dei Paschi di Siena, che ha tutta una sua storia anche politica ben precisa, la banca della sinistra per tradizione, e dall'altra parte Salvini, il segretario federale leghista, ha proposto un'idea di nazionalizzazione della banca a fronte dei disastri della gestione politica, tra virgolette, o comunque dei disastri emersi anche con le ultime indagini dell'anno scorso. Vedremo magari di parlare di questi temi e poi naturalmente sarà possibile anche intervenire telefonicamente 02 66 20 35 29 per chi vorrà intervenire, oppure mandare un SMS al numero 346 6427 756. Adesso vediamo se dalla regia mi danno l'ok per ripristinare il collegamento telefonico. Intanto diamo uno sguardo alla prima pagina dell'agenzia ANSA di stamani, che si apre con l'avvertenza AST di Terni, Camusso a Renzi, giù i manganelli, titola l'agenzia ANSA. Il Presidente del Consiglio dovrebbe provare ad abbassare i manganelli dell'ordine pubblico. Con queste parole, intervenendo a Radio Anch'io su Radio 1, il segretario generale della CGIL, Camusso, ha commentato gli scontri di ieri alla manifestazione dei lavoratori degli acciai speciali di Terni, momenti di tensione e scontri a Roma tra polizia e centinaia di operai dell'acciaieria di Terni che manifestavano contro il piano industriale di ThyssenKrupp. I dimostranti hanno denunciato di essere stati manganellati. Maurizio Landini, segretario FIOM, che era nel corteo, ha confermato: appena siamo partiti siamo stati caricati senza alcuna motivazione. Anch'io ho preso le botte dai poliziotti, ci hanno menato, non siamo delinquenti, ma non finisce qui. E sempre dalla prima pagina dell'agenzia ANSA di stamani un'altra notizia: l'arresto del direttore dell'agenzia del Demanio del Lazio a Roma, messo ai domiciliari. Militari del nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di Finanza hanno arrestato all'alba di stamani Renzo Pini, di 64 anni, direttore regionale del Lazio dell'Agenzia del Demanio, in un'inchiesta condotta dalla Procura di Roma sull'affidamento di un appalto. Il reato contestato: abuso d'ufficio. Il direttore dell'Agenzia del Demanio del Lazio è stato messo ai domiciliari, scrive l'agenzia ANSA, mentre il ministro dell'economia Padoan dice che l'Italia proporrà all'Unione Europea 1000 progetti per 10 miliardi. Che fanno due bei numeri tondi. L'Italia il 14 novembre proporrà progetti di investimento per un valore superiore a 10 miliardi alla Task Force europea sugli investimenti. Così il ministro dell'economia Padoan, sottolineando che la Task Force italiana ne ha già individuati 1000 di progetti in 5 settori, dalla banda larga, anzi ultra larga, all'alta velocità Napoli-Bari. Gli altri 998 li conosceremo mano a mano. Intanto dovremo essere in collegamento telefonico, come dicevo, con Claudio Borghi Aquilini. Buongiorno Claudio. Buongiorno a tutti. Allora, trasmissione un po' più breve quest'oggi rispetto alle nostre solite conversazioni del giovedì. Intanto noi lavoriamo, non abbiamo mica tutto il tempo come gli altri per 1000 progetti, uno al giorno. Cioè, aveva mica detto che voleva fare 1000 al giorno. Sì, adesso ne arrivano 1000 oltretutto, quindi il ministro dell'economia ne ha preannunciati 1000 di progetti per 10 miliardi di euro da proporre all'Unione Europea. Stiamo sereni. Stiamo serenissimi. Intanto ti vorrei chiedere, partire da due argomenti, li citavo prima. Intanto la legge di stabilità. Abbiamo assistito a quella che tu hai chiamato una sorta di pantomima, ma tale pare proprio essere, fra l'Europa, la Commissione Europea, l'Europa e il governo italiano, tra gli annunci e quello che mano a mano si va cercando di capire circa questa manovra finanziaria. In poche parole,
tra balletti, diciamo così, e rimandi fra Europa e Italia, abbiamo capito che quello che è stato presentato nelle slide è molto diverso da quello che sarà la legge di stabilità. Però vorrei un tuo giudizio sintetico su questa manovra e anche sul fatto che assistiamo a questa specie di commedia per cui l'Europa chiede, l'Italia risponde, l'Italia riesce ad avere qualcosa in più rispetto a quello che l'Europa chiede. Insomma, praticamente viene messa in questi termini come se fosse una negoziazione, la stesura della finanziaria, e nella quale i governi riescono ad ottenere risultati, quello italiano compreso. Poi c'è l'altro fatto della settimana, e anche su questo vorrei una tua interpretazione, ovvero la diffusione dei cosiddetti stress test, i test della Banca Centrale Europea sulle banche europee, con la bocciatura di 2 banche, Carige e Monte dei Paschi di Siena. A proposito di quest'ultima, il segretario Salvini ha buttato là l'ipotesi di nazionalizzazione, sulla quale chiedo anche il tuo parere come responsabile economico del movimento della Lega, Claudio. Me l'abbiamo buttata assieme, ieri eravamo a Siena, certo. E così, tra parentesi, rilevo una novità, ecco, mettiamola così. Soltanto un anno fa, io Siena un po' la conosco, la frequento, se si fosse presentato un politico della Lega a Siena, presumibilmente sarebbe stato accolto con i tromboni, con i pomodori o così questo tipo, perché quei fortini non si dovevano toccare. E invece ieri siamo arrivati con Salvini e c'era la fila di persone per applaudirlo, per farsi una foto assieme, per abbracciarlo. Direi proprio una plastica rappresentazione di come il clima fosse cambiato. Non c'è stato un fischio, cioè, non so se ci rendiamo conto, Siena, la città capoluogo del potere del PD, dove in tutte le maniere gliene hanno fatte di tutti i colori, e nonostante tutto questi hanno sempre continuato imperterriti a votare PD, tanto profondo e pesante è l'influenza di quel partito in quella città. Quindi è stato un cambiamento notevole, ci sono in rete, si può andare a vedere gli applausi, la folla, perché non è che ce la raccontiamo, insomma, di quando abbiamo fatto il discorso ai cinesi, e insomma la speranza che anche lì si sveglino, insomma, perché ne hanno fatti di tutti i colori, non so se ci rendiamo conto. Grazie alla mala gestione pervasiva del PD da tutte le parti abbiamo una città che avrebbe tutti i numeri per essere la più bella, la più ricca città del mondo, e che non per niente, insomma, è stata sede della prima banca del mondo, no? Vale a dire della più antica banca del mondo, Monte Paschi, si trova in questo momento in ginocchio, come simbolo oltretutto del ginocchio di Siena le cose sportive, vale a dire delle squadre che erano in Serie A sul calcio e in costante vittoria di tutti gli scudetti possibili sul basket. Si trovano la squadra di basket che di colpo dalla finale scudetto deve ripartire dai dilettanti, e la squadra di calcio che da Serie A deve ripartire dalla Serie D. Forse solo questo è bastato per far aprire un po' gli occhi ai senesi, e poi man mano che la gente si trova a casa per i piani di prepensionamento e così via del Monte Paschi, sempre più persone stanno cominciando a capire che in realtà quello che gli sembrava un bonario partito che provvedeva al benessere di tutti, in realtà era basato sul furto, sulla ruberia, e li ha lasciati poi dopo totalmente in ginocchio. Per cui se la riscossa, diciamo così, la sveglia della guerra contro il PD partisse anche da Siena, io sarei veramente più che contento. Ecco Claudio, questa proposta di nazionalizzazione dal punto di vista economico, come viene argomentata? Ma dal punto di vista economico viene argomentata in modo abbastanza semplice. Noi in questo momento ci stiamo mettendo dei soldi, perché il Monte dei Paschi è vivo, virgolette, solo grazie all'ingresso al prestito di soldi statali. Ma il prestito non è che sia una delle forme migliori che mi vengono in mente per una situazione del genere. Perché? Perché cosa succede? Succede che se il Monte Paschi fallisce, noi non ci troviamo nulla. Cioè il nostro debito, cioè vale a dire i soldi dei contribuenti prestati per tenere in piedi il Monte dei Paschi, sono sotto forma di un prestito subordinato. Questo cosa significa? Significa che in caso di fallimento tutti gli altri creditori vengono soddisfatti prima
del debito dello Stato. Quindi noi avremo la beffa che abbiamo prestato dei soldi miliardi, abbiamo prestato miliardi al Monte Paschi per coprire le sue malefatte, e questi soldi sono stati utilizzati poi dopo per stipendi di Profumo, CDA e cose di questo tipo, e poi dopo alla fine, quando una volta si renderà conto che non basteranno questi soldi, o ne chiederanno degli altri oppure avremo un pugno di mosche. No, allora le possibilità sono due: o lasciamo che questa banca vada in vendita a qualcuno, magari estero, per cercare di recuperare il nostro prestito. Questa potrebbe anche essere una soluzione, ma oggettivamente mi sembra una beffa. Io ho sentito che fra i papabili, no, per l'acquisto del Monte Paschi pare che ci sia il Santander. No, non so se ci rendiamo conto, il Santander è il complice della truffa. No? La Banca Anton Veneta, cioè il Monte Paschi in questo momento è nella situazione in cui è, perché hanno regalato 10 miliardi al Santander per comprarsi Banca Anton Veneta, il quale Santander l'aveva comprata il giorno prima a 6. Perché alla fine sempre di questi 4 miliardi stiamo parlando, che ballano. Cioè, non so, è come dire, io prendo il quotidiano oggi a €1, però lo rivendo dopo 10 minuti che l'ho comprato all'edicola, lo rivendo a 3. Quello che lo paga a 3 è un fesso, oppure un ladro. Tale per cui il 2 che avanza, specialmente se sono soldi pubblici o presunti tali, poi dopo questi vengono ripartiti o distribuiti dagli amici agli amici degli amici. Ecco, ci manca che quello che si è prestato per fare questo gioco, no? Vale a dire il Santander, che quindi si è preso 11 miliardi 10 miliardi dal Monte Paschi, poi dopo con i soldi stessi che ha preso dal Monte Paschi si ricompra tutto. No, scusate, cioè Pessi va bene, ma io a vedere uno spagnolo che oltretutto poi se la ride in Piazza del Campo, nel palazzo nel palazzo inestimabile antico del Monte Paschi, così con questa brillante mossa non mi va, ecco, con tutta la simpatia. Per cui io dico, se in ogni caso il mio prestito è a rischio, perché non è un prestito ripieno di garanzie, allora tanto vale che con quei soldi lì mi compro il tutto, e a quel punto lì poi dopo, invece di avere della gente messa non si sa chi, non si sa come, sempre dagli amici e dagli amici degli amici, a quel punto poi dopo lo Stato diventa responsabile anche di quello che si fa, perché se no è troppo facile, sono sempre altri. Cioè, e qui il Monte dei Paschi era gestito direttamente dal PD, e poi dopo è colpa di Mussari, è colpa di Profumo, è colpa di quelli che c'erano prima, è colpa dell'impiegato. Ma dico, ma stiamo scherzando? A quel punto lì ognuno ci mette la faccia. Ecco Claudio, non è che la politica... Soprattutto si tutelano anche i lavoratori, che sono gli ultimi che c'entrano qualcosa di questa faccenda. Perché c'è della gente che ha rubato e alla fine, dopo il furto, che cosa succede? Stanno a casa i lavoratori. Insomma, sembra un po' forzato. Ecco, non è che la politica rientra dalla finestra attraverso la statalizzazione. Certo, la politica rientra dalla finestra, ma almeno in modo esplicito. In modo chiaro, a quel punto lì, tanto in ogni caso questi qui sono tutte foglie di fico. Allora, veramente, quello che io mi sto battendo, no, nel caso non si fosse capito, la cosa per cui io mi sto battendo è semplificare il quadro. Cioè, io voglio che le cose siano chiare, non voglio che ci siano i giochi così, però in realtà facciamo quella maschera della fondazione che dice... No, che cavoli, cioè, a un certo punto questa roba qua è gestita dalla politica, benissimo, la politica se la gestisca, però non basta quello, cioè, nel senso, io va bene la nazionalizzazione per dire la politica ci metta la faccia direttamente, però io voglio vedere punita tutta la catena di responsabili, perché non si pensi purtroppo, e temo che invece vorranno finire così, di sbrigarsela condannando 1 o 2 teste di legno del potere politico. Qui è talmente enorme il furto, no, che è stato perpetrato tramite il Monte dei Paschi ai soldi dell'economia italiana, che io voglio vedere dentro tutti i responsabili interni alla banca, ma tutti anche quelli esterni, perché questi sono tante cause di altri. Ecco, e anche se possibile vorrei vedere dentro tutti quelli che avevano il compito di controllare e non l'hanno fatto, perché non dimentichiamo che una banca non è un'industria
normale. Una banca, cioè per dire, se c'è la Parmalat, no, che fa una truffa di miliardi, ok, va bene, si poteva controllare meglio, però la fantasia di quelli che truffano è sempre più ampia. Ma la banca è un soggetto vigilato, quindi significa che c'è lo Stato per tramite della Banca d'Italia e direi anche dell'Europa per tramite della BCE, che devono e hanno il potere di controllare tutto quello che la banca fa. E ci sono state ispezioni, ci sono stati controlli di questo tipo, proprio mentre che si stavano facendo queste cose partivano bonifici di miliardi. Cioè, non so se uno si rende conto, questi signori hanno pagato queste decine di miliardi con bonifici, 8 bonifici, c'è un bonifico da 2 miliardi, un bonifico da 3, che non si sa a chi sono andati, perché. Ma c'è una cosa da impazzire. Cioè io faccio il bonifico di 3 miliardi e nessuno dice niente. Sì, sembra quasi fantascienza. Cioè, non so, cosa l'hanno fatto con il loan banking? Cosa ha detto? Cioè, prendono, come noi facciamo, paghiamo la bolletta di questo tipo, questi qui facevano partire il bonifico da 2 miliardi. No? Allora, intanto però mi pare, Claudio, da cittadino normale, che da un punto di vista mediatico la questione è quasi scomparsa. Da un punto di vista giudiziario non si sa, e da un punto di vista... A breve ci dovrebbe essere la sentenza, quella di Mussari e gli altri di primo grado, ma ripeto, questi sono soltanto le teste di legno. Però da un punto di vista sostanziale, allora cos'è cambiato in Monte dei Paschi dopo l'esplosione dello scandalo e la sua tacitazione successiva? Niente, ovviamente. Perché? Perché il motivo è molto banale. Non è possibile nascondere un buco di 4 miliardi. Cioè, io posso anche iniziare adesso a gestire la banca particolarmente creativo, particolarmente bene, così questo tipo, ma 4 miliardi di buco sono lì. Hanno provato a metterci una pezza con un aumento di capitale e questo chi l'ha pagato? L'hanno pagato i piccoli azionisti, perché alla fine l'aumento di capitale era fatto in questa maniera. Tu avevi, e teniamo presente che a Siena, fra i dipendenti e così via, tutti erano azionisti del Monte dei Paschi, allora tu hai delle azioni, benissimo, allora o ci metti dentro degli altri soldi per partecipare all'aumento di capitale, oppure perdi tutto. Allora, in questo caso, chi non aveva soldi da mettere ha perso tutto, perché il valore delle azioni si è liquefatto. Chi invece ci ha messo dentro degli altri soldi ha scoperto, appunto grazie al Trestez, che in realtà questi soldi che erano stati messi dentro sono già stati fumati. Scusate, poi perché? Perché il consiglio d'amministrazione aveva ben pensato di fare il beau geste, no, a luglio, di restituire parte degli aiuti statali, così c'era tutto che andava in giro a fare componenti, ma visto noi nel Monte Paschi abbiamo restituito tutto, adesso siamo Aspetta che ti stiamo perdendo, Claudio, purtroppo a livello audio. Scusa, eccoci. sono meglio? Sì, forse sì. Così. Forse sì. Meglio così. Ci proviamo. Ok, scusate. Il risultato è stato comunque che questi prima hanno fatto pavoni dicendo che prestavano. No, credo che sia proprio un disturbo di linea. Credo che sia proprio un disturbo di linea, di ricezione. Perché ti sentiamo un po' scatti. Intanto credo che ci sia la pubblicità, vediamo magari di richiamare, così assicuriamo, spero, una linea migliore. Radio Padania Libera allarga i suoi confini. Da oggi puoi ascoltarla dal tuo tablet o smartphone con tecnologia Android o Apple. Scarica l'applicativo e potrai portare sempre con te la tua radio preferita. Radio Padania Libera, senza più confini. Sei rientrato in casa appena in tempo, ma purtroppo... il bassotto di tua moglie ti odia anche oggi. B, un colpo di vento ha rotto un vetro. Se B, ora puoi contare su Eni SOS Casa, la polizza assicurativa che copre i piccoli guasti domestici. Scopri tutto su soscasa.eni.com. Eni Gas e Luce, la soluzione più semplice.
Quante volte ti hanno detto che segui le mode? Quante volte ti hanno detto che assomigli a quell'attore? O che porti i capelli come quel cantante? Scegli di essere unico. Opel Mokka. SUV compatto e unico. Di nuovo il SUV 4x4 dell'anno in Germania. E oggi Opel Mokka 2015. Completo di tutto, ancora a 16.900 euro. Scoprilo anche GPL Tech. €1. Fino al 12 novembre ogni 100 euro di spesa €1 ci regala 20 euro in buoni acquisto. E a gennaio ci compriamo quello che vogliamo. Dettagli, esclusioni e negozi aderenti su unieuro.it. €1. Batte forte sempre. Per la tua pubblicità su Radio Padania Libera, chiama il numero 02 66 23 44 22. Rieccoci allora in onda con Claudio Borghi Aquilini. Intanto tra poco apriamo anche le linee telefoniche, perché così possiamo sentire le opinioni e le domande di chi ci ascolta allo 02 66 20 35 29 oppure via SMS al numero 346 6427 756. In questo quadro, Claudio, il senso dell'operazione della BCE, i cosiddetti stress test, cioè la valutazione della solidità patrimoniale, se non ho capito male, delle banche europee e italiane, la bocciatura di Monte Paschi e Carige, e anche quello che abbiamo visto, qualcuno che comincia a dire, dopo questa bocciatura adesso svendiamo le banche perché si affacciano investitori, tra i quali anche lo stesso Serra, se non sbaglio, è stato nominato in questi giorni come possibile investitore in Carige, Cassa Risparmio di Genova. Svenduta, dice il presidente della Liguria Burlando, a questo punto rischiamo di svendere la banca, una banca di territorio, no? Che poi è lo stesso discorso del Monte Paschi. No, queste sono cose gravissime. Innanzitutto, già che mi ha nominato Serra, per i nostri ascoltatori, Serra è quel simpatico cantiere, diciamo, che Ai, qua la linea non ci assiste oggi. No, ma come, adesso mi senti? Adesso sì. Oh, ok, scusa, vabbè, insomma. Comunque Serra, giusto per far capire ai nostri ascoltatori, Davide è quel simpatico finanziere che Bersani aveva sintetizzato come quello che ha il fondo alle Cayman, no? Che è il consigliere col fatto di tempi e finanziatore. Esatto, anche finanziatore, è quello che, per intendersi, gli ha messo in testa l'idea di prelevare più soldi dai nostri risparmi, no? Che lui ha prontamente eseguito. Ma la cosa incredibile, così giusto per dato che parliamo del Monte dei Paschi, che il suo fondo aveva una speculazione, non so se c'era ancora, probabilmente sì, comunque ha una speculazione a ribasso pari all'1% del capitale del Monte dei Paschi, cioè questo signore guadagna se il Monte Paschi va a zero. Ora, voi capite che è un po' strano, no? Avere che un finanziatore di Serra ha un fondo dove guadagna milioni di euro se il Monte Paschi fallisce e che è il principale consigliere del Presidente del Consiglio, che è del partito che ha sempre gestito questa banca. Ma non solo, oltre a guadagnare proprio se la banca fallisce, se la banca va a zero, abbiamo come risultato che lui è in lizza per comprare i crediti della banca. Cioè lui, cosa succede? I clienti della banca che hanno fatto il mutuo e adesso sono in difficoltà, anche magari grazie alle difficoltà della banca che ha smesso di far credito, che ha smesso di prestare soldi e quindi sono strozzati e hanno magari una casa comprata con un mutuo e non riescono più a pagare le rate, ecco che lui vuol diventare lui il creditore e quindi la gente dovrà restituire i soldi a Serra. No, ma non so se immaginiamo, poi capite perché sono arroganti, no, costoro, perché se nessuno si indigna, se nessuno alza un ditino dicendo ma forse c'è qualcosa che non quadra, no, in questa situazione, a quel punto loro si sentono ovviamente autorizzati a farne di tutti i colori, no? Perché dice vabbè, ma chi se ne frega, noi le facciamo sempre più grosse, questi nessuno scende in piazza e via, a questo punto rilanciamo, aumentiamo la posta. Non lo so, a me vengono in mente una miriade di ipotesi di reato, ecco, per situazioni di questo genere, però evidentemente va tutto bene. Una cosa possiamo però dire, che la Lega, perché questo va detto, la Lega a Siena non può essere certo tacciata di dire ma voi dove eravate, ma voi cosa facevate, ma voi vi svegliate adesso. Non si contano gli esposti alla procura depositari
rappresentati dalla Lega di Siena. Non si contano e sono lì carta a carta. Ogni volta che c'era qualcosa che non quadrava, anche perché il nostro segretario cittadino, che si chiama Giusti, è un dipendente del Monte dei Paschi e quindi qualcosa sa, no, di questa situazione, ed è anche abbastanza rompiballe, quindi ogni volta che c'era qualcosa che non andava, lui prendeva e si andava in procura a lasciare giù una denuncia. È successo qualcosa? Niente. Girano gli occhi gli amici magistrati quando ci sono delle cose che contano, girano gli occhi gli amici di Banca d'Italia quando ci sono delle cose importanti, e invece vanno, come ben sappiamo, a fare le pulci e le pulci delle pulci quando per caso ci sono persone della Lega o cose di questo tipo. E poi dopo dicono che la legge è uguale per tutti, ma no, mica tanto. 2 telefonate abbiamo intanto, 02 66 20 35 29. Pronto? Pronto? Buongiorno. Tocca a me, sono Giuseppe dalla provincia di Lecco. Buongiorno. Complimenti al professor Borghi. Io gli voglio domandare una cosa. Secondo me il sistema bancario si è avvitato, è saltato per aria il sistema. Lui dovrebbe spiegarci perché siamo arrivati lì. Io penso che siano tramite le riserve frazionarie che le banche accantonano quando prendono dei soldi o li danno, e accantonano solo il 10%. Poi c'è un altro fattore. Benissimo, abbiamo capito che l'ABI non ha fatto nessun controllore, ora Draghi dice che vuole controllare lui, però ha già ammonito, dice che poi se una banca salterà saranno gli azionisti a dover pagare. E poi c'è un altro problema, quello dei derivati. Le banche internazionali, ovviamente dovrebbe scattare il Glass-Steagall, ma le banche internazionali hanno alle isole Caimane una filiale che non viene sottoposta a controlli e lì fanno carte false. Vorrei che magari ci spiegassi qualcosa. Grazie, buongiorno. Bene, l'altra chiamata, pronto? Pronto? Buongiorno. Buongiorno. Diciamo che mi riallaccio un attimo al discorso che stava facendo l'ascoltatore che ha appena chiamato. A me piacerebbe che il professor Borghi, comunque più in generale la Lega, spiegasse delle cose agli ascoltatori che probabilmente lui dà per scontate, ma per molta gente non è. Prima, ad esempio, parlava del discorso del giocare al ribasso. Cioè, la finanza è quel sistema per cui c'è gente che guadagna miliardi facendo fallire le aziende, facendo fallire le società. Per cui è come se noi dovessimo, con i nostri soldi, perché oltretutto alla barra ci sono i nostri risparmi, finanziassimo qualcuno che guadagna sui morti di Ebola. Chiaramente questi qui faranno di tutto per aumentare il numero dei morti, così come stanno facendo di tutto perché saltino le banche, saltino le aziende. E vorrei che il professor Borghi e la Lega tutta si impegnasse a spiegare queste cose, perché molta gente, quando gli parli di shortare, non capiscono cosa vuol dire shortare al ribasso. Però dico, vuol dire che questi qui fanno di tutto perché le cose vadano male, perché loro guadagnano se le cose vanno male. Bene, Claudio. Mi sembra che siano abbastanza preparati agli ascoltatori, non so se c'è bisogno di fare davvero di fare lezioni. Comunque, sapete, a me insegnare o spiegare le cose piace tantissimo, quindi non credo che ci sarà questo pubblico così ampio. Cioè, io adesso mi metto qua a fare una lezione, virgolette, su come funzionano banche e speculazione, non so se tutti sono così contenti, però se me lo chiedete io non mi tiro certo indietro. Diciamo però, per semplificare in modo molto brutale, che l'ultimo ascoltatore ha molto ragione, vale a dire è normale per un mercato scegliere la direzione dove aspettarsi il guadagno. Cioè, noi siamo abituati a ragionare soltanto che si comprano dei titoli e se questi titoli salgono si guadagna, se questi titoli scendono si perde. Invece per chi è un operatore professionale, come per esempio questo signor Serra, è totalmente indifferente scegliere la direzione. Possono tranquillamente investire in modo tale da guadagnare se i titoli scendono. E quindi ha ragione, cioè è ovvio che se io sono posizionato con i risparmi miei o dei miei clienti in modo tale da guadagnare se una cosa andrà male, farò di tutto per far sì che questa cosa vada male. È peccato però che questa cosa vada male, poi dopo si porta dietro soldi pubblici, si porta dietro vite di migliaia di dipendenti, bambini che stanno a casa, che vedono il padre tornare con gli occhi lucidi perché è appena stato esodato,
licenziato, allontanato, esuberato, tutte le parole che si possono trovare, e arriva a casa e capiscono subito che le cose non stanno andando bene, perché i bambini registrano tutto, e questo dolore di queste famiglie che cos'è? Lo mettiamo dentro in conto da questo signore che ci guadagna sulle disgrazie del Montepaschi, e soprattutto sul fatto che quello che potrebbe decidere o che ha influenza decisiva su questa banca e il suo sodale, ma non so, cioè, io vedo delle cose che non stanno né in cielo né in terra. Comunque no, ma certo, gli strumenti derivati o anche non derivati possono anche essere utilizzati per sfruttare questo tipo di speculazione. Però io non vorrei spezzare una piccola lancia quantomeno a favore delle banche italiane. Allora, le banche più marce d'Europa erano quelle tedesche. Quelle sì erano piene fino all'orlo di strumenti di speculazione più assurdi esistenti al mondo, e lo Stato tedesco ci ha dovuto mettere dentro 300 miliardi fino adesso, e sono una cifra iperbolica, non so se ci rendiamo conto, 300 miliardi, cioè noi stiamo qui ragionando di finanziarie da 30, quindi loro ci hanno messo dentro 10 finanziarie, no? Soltanto per mettere una pezza iniziale, perché non hanno sanato tutti i guai alle loro banche. Però quello non è aiuto di Stato, mi raccomando. Quindi se le banche tedesche, ovviamente lo dico in senso ironico, certo che è aiuto di Stato, quindi con le banche tedesche con i soldi statali poi dopo vengono qua a fare i vadassi, anche qui c'è un piccolo problema dal punto di vista dell'Europa, perché gli aiuti di Stato non valgono per nessuno, ma per le banche tedesche sì. Noi invece, il nostro sistema bancario, per colpa della arretratezza, perché è un sistema vecchissimo come impostazione, molto conservativo, molto prudente, che non prestava soldi a nessuno, e quindi quello che era un problema dall'altra parte si è rivelato incredibilmente in problemi, in momenti di difficoltà un vantaggio. Tant'è vero che gli unici soldi che mancano al sistema bancario italiano sono in due casi dove è molto presumibile il malaffare. Non è che stiamo parlando di speculazioni, piuttosto che stiamo parlando di sistema che non va, di questo tipo. Quello che non andava era il sistema bancario europeo. È lì che la Banca Centrale Europea ha chiuso occhio, che adesso non si capisce bene con che autorità si mette a fare la voce grossa. Nel nostro caso sono due casi isolati, guarda caso in due regioni, due città anzi grossissime, e dove ne sono successe di tutti i colori. Infatti io mi domando come fanno a non svegliarsi i senesi, ma anche come fanno a non svegliarsi i genovesi con tutto quello che è successo. E in questi due casi c'è stato del malaffare. Quindi lì è proprio tutto con destrezza, non è il sistema delle banche che hanno i derivati o così di questo tipo, hanno fatto delle porcherie, ma altrimenti il resto del sistema bancario italiano è ancora messo, virgolette, piuttosto bene. L'unica cosa è che cos'è il rischio, il pericolo in questo momento per il sistema bancario italiano? Non tanto i derivati quanto i titoli di Stato, ma lì non dovrebbe essere un rischio, perché è vero che le banche italiane sono piene di titoli di Stato, e quindi quando parte lo spread, diciamo così, le banche cominciano ad andare sott'acqua, e qui si capisce anche il potere, no, che poi viene messo in moto con questo maledetto spread che sappiamo tutti da chi è governato. E dall'altra parte che hanno prestato dei soldi, a quei pochi che hanno prestato, li hanno prestati ad aziende che in questo momento stanno chiudendo, e quindi aumentano nei bilanci delle banche quelle che si chiamano sofferenze. Perché? Perché sono i prestiti erogati a gente che in questo momento, non per problema, per cattiva volontà o cose di questo tipo, ma perché l'economia sta andando come tutti vediamo, hanno problemi a restituirli. Questi sono gli unici due problemi delle banche italiane, altrimenti Patti e Carige sono questioni specifiche, non sistemi. Due telefonate. Donatella da Belluno che scrive via SMS: uno stress test per verificare lo stato di salute delle banche fatto all'italiana non è mai esistito, con la complicità della Banca d'Italia che già doveva vigilare sul sistema bancario italiano. Due però sono le telefonate. Pronto? Sì, pronto, buongiorno. Buongiorno. Professore, buongiorno direttore. Un inciso all'inizio. Dicono che in Italia non c'è la meritocrazia.
Perfetto, Mussari è diventato presidente dell'ABI, siccome era un gatto, giustamente è diventato presidente dell'ABI. Secondo, ha ragione perfettamente lei, le banche tedesche, soprattutto le casse di risparmio, Landbank, Landkasse ok, erano indebitatissime, perfettissimo. Terza domanda, questa è una domanda a cui voglio una risposta. Ci raccontano i libri di finanza che se tu stampi moneta, inflazioni, no? Ok? Perfetto. Come mai gli USA stampano moneta e non inflazionano, tanto è vero che guadagnano sul cambio rispetto all'euro? Oggi sentivo una trasmissione dove economisti e dove analisti prevedevano un cambio euro-dollaro a 1,5, 1,20 per la metà dell'anno prossimo. Punto, basta, finito, arrivederci. L'altra chiamata, pronto? Sì. Buongiorno. Buongiorno, Borgato da Padova. Prego. Chi deve controllare che la Banca d'Italia è di proprietà del Banco di Siena in quota, quindi controlla il controllore che deve controllare la sua creatura, non penso proprio che faccia il suo lavoro. Quello che invece io mi domando è questo: com'è possibile che cedano, che la Banca d'Italia sia andata in mano ai privati? Adesso vogliono privatizzare le bande, quelle delle TV. Hanno privatizzato la Telecom, ma secondo me questi sono asset che dovrebbero stare allo Stato. E chi li ha privatizzati? Le autostrade. Chi li ha privatizzati per guadagnarci dire di Dio perché sono state svendute? No, dovrebbe essere incriminato per reato contro la nazione, contro il popolo, non so io, ma ci dovrebbe essere un qualcuno che li incrimina, perché questi hanno fatto guadagni strepitosi rovinando la vita a tutti, perché l'hanno fatto questo. Grazie. Claudio, prego. No, c'è ancora una telefonata, chiedo scusa, c'è ancora una telefonata, l'ultima, peraltro, poi so che hai degli impegni. Pronto? Pronto, buongiorno, sono Alberto da Brescia. Chiedevo, al di là del discorso bancario italiano che preferisco evitare, volevo sapere se eventualmente che cosa ne pensava Borghi del termine del quantitative easing americano e che eventuali ripercussioni possono esserci sulla banca europea. Grazie, buona Padania. Claudio, prego. Allora, la domanda chiave è quella che ha fatto il secondo ascoltatore, vale a dire: ci deve essere qualcuno che li incrimini? Certo, ci dovrebbe essere qualcuno che li incrimini, ma non c'è, perché sappiamo benissimo che evidentemente nella sua libertà e indipendenza la magistratura ha ben pensato di guardare da un'altra parte. Però scusate, un po' di responsabilità ce la dobbiamo prendere anche noi. Non noi ascoltatori di Radio Padania, che sicuramente abbiamo fatto diverse scelte, ma noi italiani, perché a un certo punto per svendere le autostrade qualcuno ha dovuto votare Prodi, per svendere i telefoni qualcuno ha dovuto votare D'Alema. Adesso per fare quello che succede poi sulle banche, per svendere, abbiamo svenduto, sempre ce lo ricordano pochi tranne noi, abbiamo svenduto le linee, quelle che trasportano l'elettricità, abbiamo svenduto le linee che trasportano il gas. Per questo qualcuno ha dovuto votare Bersani e poi quei voti adesso sono stati da Renzi. A Milano per svendere gli aeroporti, per svendere SEA, e anche lì hanno provato a fare un'inchiesta, avete visto cosa è successo, perché cerchiamo di capire bene come succedono le cose, perché sennò sembra che non andiamo al punto del problema. Se il Comune di Milano in una maniera ridicola si svende i suoi aeroporti a non si sa chi, con della gente con cui si mettevano d'accordo, sempre del PD, no, ovviamente, telefonandosi dicendo allora il bando te lo faccio su misura, no, e così via, e poi dopo la denuncia di quello che stava succedendo viene misteriosamente dimenticata in procura, e c'è in questo caso, quando tutti stanno guardando dello scontro in procura fra Brutti Liberati, che è il capo, no, e Robledo, che dice è una cosa incredibile che questa situazione di SEA sia stata dimenticata sotto il cassetto, dentro sotto la scrivania, no? Sotto la pila di fogli, e invece si sarebbero potute accertare le responsabilità di Pisapia. Vedete che ci sono due responsabilità che vanno messe assieme. Uno è quello della procura e della giustizia, che abbiamo visto come funziona, cioè la rappresentazione di Brutti Liberati
che si dimentica nel cassetto, guarda caso, proprio la denuncia relativa alla svendita degli aeroporti dei milanesi, patrimonio dei milanesi, è l'aspetto della giustizia. Ma d'altra parte abbiamo la colpa dei milanesi che hanno votato Pisapia. Scusate, purtroppo le colpe vanno divise, perché se noi abbiamo dei cretini che vanno, scusate, chiamiamole così, perché se in questo momento in ascolto c'è qualcuno che ha votato Pisapia, con molto gusto io gli dico che è stato un cretino, ecco, mi va bene. E allora cosa succede? Se ci sono dei cretini che hanno votato Pisapia e il quale poi dopo la prima cosa che ha fatto una volta sedutosi è stato di mettersi d'accordo con quell'altro signore che si chiamava Tabacci per svendere gli aeroporti, il patrimonio dei milanesi, con delle modalità che io ho scritto negli articoli, se qualcuno se li vuole andare a rivedere si fa due risate. È colpa dei cittadini, è colpa dei milanesi. Dall'altra parte invece questa cosa dovrebbe essere bilanciata da una giustizia indipendente che tutela poi dopo invece anche la minoranza dei cittadini che ha deciso invece di non votare Pisapia, ma invece sappiamo benissimo che si comportano organicamente invece al PD. Per cui questa è la costruzione della dittatura in cui stiamo dentro, cioè vale a dire noi cittadini possiamo soltanto, noi della Lega all'opposizione, così via, possiamo soltanto tentare di combattere, ma vedete ci passano da sopra e da sotto. Guardate cosa sta facendo il povero Maroni alla regione per cercare di mantenere in vita Malpensa. Niente, no, basta, questi qui fanno quello che vogliono e non c'è nessuno che li ferma. Adesso mi raccomando però alle elezioni non crediate che quello che quello che è una roba che vi ha stufato, che va detto ma no, ma che schifo, ma io non vado mai a votare, non vado più a votare perché tanto non mi interessa, non abbia conseguenze, perché quelli del PD non si stufano mai. Claudio, ci salutiamo qua, poi parleremo magari la prossima volta di quello che è sullo sfondo della questione banche, l'unione bancaria, cioè il sempre più stretto controllo da parte della Banca Centrale Europea su tutte le banche europee, no? Piacerebbe capire. Ma sì, dai, un giorno ci mettiamo qua e raccontiamo un po' bene come funziona la banca, perché anche qui c'è tanto mito. Sì, ecco. sì, dobbiamo farlo, perché poi è una questione anche che ha riflessi immediati, rilevanti su tutta l'economia e non solo. Grazie intanto però a Claudio Borghi Aquilini. Ci sentiamo la prossima settimana per quanto riguarda questa rubrica. Buon lavoro Claudio, a presto. Grazie, arrivederci. Ciao. E noi rubiamo qualche minuto invece a un celebre autore di opere. Abbiamo con noi qui, mi ha raggiunto per qualche minuto Marco Scaglia, che come sapete è diventato da ascoltatore di Radio Padania anche autore di libri. Grazie. Dico bene? Dici bene, hai detto anche troppo, perché grande autore. Nel senso che ti ha preso sta voglia di scrivere, la voglia di ascoltare notizie, di cercare di approfondirle, hai detto no, perché non fare qualcosa di scritto? Sì, prima di tutto grazie Giulio, perché per me è un onore comunque essere qui nella tua trasmissione, figuriamoci, anche perché poi questa passione è nata molto anche grazie a te, perché le notizie che ci dai, oltre a farci arrabbiare, a farci conoscere cose che non sapevamo, fanno venire la voglia di farle conoscere ad altri. E quindi io, prendendo le tue notizie, quelle che dai tu, quelle che danno altri giornalisti di Radio Padania, unite alle mie opinioni, sì, ho deciso di metterle nero su bianco per farle conoscere a chi vorrà leggere questo libro, diciamo, infatti, così, che si intitola latinamente Divide et Impera. Divide et Impera, un popolo diviso è destinato a morire. Ecco, l'editore Giacomo Morandi che mi ha dato questa opportunità, e quindi e ci sono diversi capitoli, tu tratti di diverse questioni. Vuoi dirne due, quelle che secondo te possono benissimo riassumere lo spirito del libro? Ce ne sono diverse di questioni di attualità, ma secondo te qual è il cuore di questo libro e come si fa poi a trovarlo? Poi dobbiamo passare ad un altro argomento, perché l'ultima parte della trasmissione sarà dedicata alla questione delle quote. I minuti sono preziosi. Le due cose principali stanno nel titolo: divide et impera. Ci hanno diviso, come ci hanno diviso? Ci hanno diviso tra
berlusconiani, anti-berlusconiani, lavoratori autonomi, lavoratori dipendenti, hanno creato un'immigrazione incontrollata per creare una guerra tra poveri, hanno creato un'enorme divisione che secondo me è molto grave, anche se magari sembra meno, quella tra politica e società civile, dove hanno creato una sfiducia. Vabbè, ci hanno messo da loro anche i politici, però tutto ciò che è politico fa schifo, sono tutti uguali, tutti ladri, quindi è meglio sostituire la politica con dei tecnici, con i burocrati, e abbiamo visto i danni che fanno, perché poi i tecnici e i burocrati alleati della grande finanza speculativa impongono il secondo aspetto, l'impera. Quindi da una parte descrivo come ci hanno diviso e poi come ci stanno comandando, imperando, governando, nel senso quali sistemi, quindi i trattati europei, e come la finanza speculativa sta decidendo le manovre economiche e sta decidendo la politica, perché come c'è nella copertina c'è il gladiatore romano che ha indossato la giacca del simbolo, diciamo, di una speculazione e la cravatta dell'euro. Marco, dove si trova questo libro? Come si fa ad averlo? Si può averlo, oppure ordinandolo in libreria, oppure andando sul sito www.giacomomorandi.it, e si può trovare sia nel formato tradizionale che in ebook, oppure telefonando al numero 342 57 36 298. Ecco, ripeto il numero: 342 57 36 298. Ti chiedo scusa per la brevità, grazie, buon lavoro. Accetto le tue scuse e ti ringrazio moltissimo. Grazie Giulio e buona Padania a tutti. Facciamo una piccola pausa e poi cambiamo argomento, parliamo di quote latte sulla scorta di un caso ben preciso, un caso giudiziario anche.
Per la tua pubblicità su Radio Padania Libera, chiama il numero 02 66 23 44 22. Bene, allora come detto poco fa, apriamo adesso il capitolo per quest'ultima parte di trasmissione relativo alla vicenda di cui senz'altro tutti si ricordano, ho sentito parlare, poi dovremo anche precisare bene in che modo si deve parlare di questa storia delle quote latte, sulla base di un caso specifico che ha toccato anche il nostro ospite di oggi, che io saluto peraltro, Alessio Crippa, che è qui con noi, che è stato condannato in primo e secondo grado a 5 anni e mezzo per peculato e truffa, e capiremo cosa significava l'accusa, cosa ha significato le due condanne, ma soprattutto la assoluzione da parte della Cassazione nell'ultimo grado di giudizio, che ha ribaltato completamente le due precedenti sentenze. La notizia non è che sia circolata molto, a dire il vero, però sono stati tutti assolti coloro che, con formula piena peraltro, gli amministratori di due cooperative di allevatori e produttori che per la procura invece erano colpevoli. Poi capiremo di che cosa esattamente, peculato e truffa in che senso. Poi ci racconterà la sua storia direttamente Alessio Crippa, che è stato difeso dall'avvocato Luca Dauriam, che è qui con noi anche egli. Buongiorno avvocato Dauriam. Buongiorno. Da lei proprio vorrei partire, diciamo, per inquadrare un po' la vicenda dal punto di vista processuale e per capire anche cosa è successo fra i due gradi di giudizio che hanno combinato una pesante condanna, perché 5 anni e mezzo è una condanna pesante, e la Cassazione che invece ribalta completamente l'impostazione precedente. Ma sì, così è stato. Infatti possiamo dire che con i colleghi per certi versi ce l'aspettavamo, perché da sempre abbiamo ritenuto che le condotte di Crippa e degli altri coimputati non fossero in nessun modo ascrivibili ai reati contestati, cioè alla truffa e al peculato, e questo per ragioni giuridiche. La stranezza... Tra l'altro lo dico a beneficio di chi ci ascolta, l'accusa sostanzialmente, poi mi correggerete voi dal punto di vista tecnico precisandolo, però l'accusa era quella di aver fatto sparire 100 milioni di euro su questa vicenda delle quote, cioè una cifra iperbolica, enorme, diciamo. Ma quello era il fatturato di 2 anni della cooperativa, perché io ero presidente di questa cooperativa, la Lombarda, che era la 6ª cooperativa d'Italia, dove acquistavamo il latte dei soci, lo trasformavamo in grana padania. Poi ci spiega come funziona, certo. Come funzionava il meccanismo. Però torniamo appunto a un inquadramento generale di carattere processuale, diciamo così, perché colpisce con un'accusa grave, una condanna grave, ribadita in secondo grado, e un completo ribaltamento in Cassazione. Sì, la difficoltà di questo processo, che io ho evidenziato ad Alessio Crippa fin dal giorno in cui l'ho conosciuto, è stata quella, generalmente si contesta il fatto, no? L'avvocato dice l'omicidio non l'ha commesso il mio assistito. Qua invece era tutto perfettamente alla luce del sole, il fatto che non venisse pagato il superprelievo, in cui presente Crippa gironzolava con le mucche per l'aeroporto di Linate bloccando il traffico dei milanesi. Tutto si sapeva, erano fatti... Era uno dei leader, era il leader del latte. Certo, c'erano all'epoca innumerevoli ricorsi in sede civile e anche in sede amministrativa, che peraltro per buona parte di essi gli aveva dato ragione sulla questione di non dover pagare questo superprelievo, dover o non dover trattenere le somme. Insomma, poi la vicenda infatti è complicata, ma il succo è questo: mai è stato negato il fatto contestato. Quello che noi da avvocati negavamo recisamente era la ricostruzione giuridica, per cui quando ho conosciuto Crippa, arrestato quel giorno agli arresti domiciliari, gli dissi: signor Crippa, deve stare attento, perché purtroppo qua abbiamo solamente il tema di puro diritto, e purtroppo il puro diritto ci mette un po' a convincere i giudici. E così è stato, perché in effetti la sentenza di primo grado è stata pesantissima, 5 anni e mezzo di carcere. Quindi da dove nasce l'accusa di peculato e truffa? Spieghiamo cosa vuol dire poi. Sì, di peculato vuol dire quello che diceva prima il direttore, cioè sono spariti
X milioni, centinaia di milioni di euro, sono spariti e sono stati rubati, diciamo così, da chi? Da Crippa e dagli altri complici attraverso l'utilizzo di una cooperativa che faceva da primo acquirente. Il primo acquirente è quello che poi deve raccogliere il latte, commercializzarlo e pagare all'ente pubblico il cosiddetto superprelievo. Poi ci spiegherà Alessio Crippa come funziona esattamente. Sì, perché non è facile. Come funziona, perché dobbiamo capire cosa succede quando uno va a mungere il latte e dove va a finire il latte, cos'era la sua cooperativa, quali erano le funzioni del primo acquirente, cosa c'entra la AGEA di Roma, insomma ci ricostruirà poi lei tutto il meccanismo. Però la cosa era, voi avete rubato. All'AGEA avete trattenuto dei soldi che andavano all'AGEA e dall'AGEA poi come contributo, come superprelievo europeo. Voi siete dei pubblici ufficiali. Voi avete trattenuto i soldi degli sforamenti, diciamo, di chi produceva in più e doveva pagare quindi le multe, pagare le multe. Però queste multe non c'erano, perché noi da quando siamo nati abbiamo sempre contestato che a Roma facevano le truffe, perché come sa è venuto alla ribalta. Sta complicando Crippa la situazione. Dobbiamo fare un passo indietro. Facciamo il passo indietro. Che hanno 99 anni. Il passo indietro è che l'AGEA, che per adesso vediamo come vittima, Agenzia per le erogazioni in agricoltura, Ministero dell'Agricoltura sostanzialmente. Il primo acquirente, la cooperativa di cui Crippa era... La cooperativa acquista il latte dai produttori. Crippa è responsabile, presidente della cooperativa, deve non solo vendere il latte a dei privati, alle aziende che lo sfruttano per fare i formaggi, per fare altri prodotti raffinati da tavola, ma deve anche versare all'AGEA il superprelievo. Il discorso è, a questo punto, questo ruolo... Perché peculato? Perché peculato vuol dire che poi è una funzione ufficiale, pubblica, no? E questo è quello che è passato. Cioè tu in quel momento eserciti una funzione pubblica, esatto. E quindi quello che io ti imputo diventa peculato perché tu sei un pubblico ufficiale. Quello che non siamo riusciti a spiegare... E hai rubato 100 milioni, mettiamola così. Sì. Ti sei intascato, ne hai fatto quello che hai voluto tu più che rubato. Invece di darli all'AGEA. Ma poi io mi dico anche, qui apro una piccola parentesi, ma poi questi 100 milioni uno avrà visto dove sono finiti, no? Cioè, certo, era tutto registrato. Sì. Certo, perché non stiamo parlando di 2 noccioline che uno non le trova più, stiamo parlando di 100 milioni il cui percorso sarà ricostruibile. Veniva fatta una dichiarazione mensile all'AGEA perché prima di dire a uno te hai rubato 100 milioni, allora io devo essere sicuro che quei 100 milioni li ho messi alle isole Cayman piuttosto che altrove, perché se hanno seguito un altro percorso stanno da un'altra parte. Non erano alle Cayman, però non erano neanche all'AGEA. E dove stavano? Venivano retroagiti ai singoli produttori come segno, diciamo, di protesta, un po' sul modello della battaglia del tè degli americani delle prime colonie per staccarsi dall'Inghilterra. Bene, tant'è che qui faccio una parentesi: il GIP che ha arrestato Crippa e altri, in una parte, in un inciso del suo provvedimento, lui stesso ha parlato di battaglia morale, come quella indicando quella dei Cobas del latte. Ma il punto era che noi fin da subito abbiamo detto: ma non c'entra niente il peculato, perché Crippa, parlo di lui, non è un pubblico ufficiale, cioè i soldi che lui detiene non sono soldi pubblici, sono soldi destinati a un ente pubblico, ma in realtà sono soldi... Quei soldi lì erano destinati come multe, diciamo, tra virgolette. No, quei soldi lì venivano dal commercio del latte. Quindi erano assolutamente dei soldi privati. Poi, in base al calcolo nazionale e specifico delle quote, la cooperativa doveva pagare. Ma assolutamente quei soldi... Per avere sforato la produzione. Certo, ma quei soldi che doveva pagare erano i soldi provenienti come origine dal mercato privato del latte. Certo. Quindi non avevano la caratteristica della pubblicità, cioè dell'essere soldi pubblici. Quindi è vero, non lo pagavano,
ma non pagavano questa sopraquota alla GEA, ma non erano assolutamente pubblici ufficiali, quindi il peculato non stava in piedi. E la truffa? Ma la truffa men che meno, per ragioni tecniche un po' più complesse, quindi noiose da spiegare, ma una cosa su tutte: non esisteva una falsa rappresentazione. Loro avevano sempre, e l'abbiamo detto anche in apertura, manifestato espressamente la volontà di non pagare. Non esisteva, la truffa presuppone, lo dice la parola di senso comune, che qualcuno freghi qualcun altro facendogli credere una cosa che chi subisce la truffa pensa vera, invece non è vera. Qua niente di tutto questo. Loro raccoglievano il denaro attraverso il mercato, come abbiamo detto, del latte, e poi invece di darlo alla GEA lo retroagivano ai produttori, lo dicevano ai giudici civili sotto forma di ricorso, bloccando le città, come abbiamo detto, portando le mucche a spasso per Linate. Solo questo sarebbe potuto bastare, a parte altre queste considerazioni giuridiche, per dire che non esistesse truffa. Questo vuol dire che loro pagavano? No, l'abbiamo detto, non lo pagavano, ma evidentemente il reato penale c'è solo se ne sono integrati in pieno gli elementi. Quindi il fatto che AGEA non fosse pagata era, diciamo, è stato riconosciuto, lo diceva l'avvocato prima, anche come una battaglia giusta, tra virgolette, no? Sì, infatti, nel senso, ma perché giusta? È ovviamente giusta alla luce di quello che dirà. E qui appunto entriamo in un altro punto. Perché è giusta? Perché a un certo momento salta fuori da una commissione di indagine del Ministero delle Politiche Agricole e da un'indagine dei Carabinieri delle Politiche Agricole e Forestali, salta fuori, chiesta dall'allora Ministro delle Politiche Agricole Zaia, salta fuori una grossa novità. Sì, ma lo vuole dire fuori, lei? Non è che salta fuori Crippa. già da lì, perché quando noi siamo nati, quando c'è stato il primo blocco di Linate, c'era l'ex ministro Pinto e c'era la commissione del generale Lecca e del professor Germanò. Già lì dicevano che c'erano le truffe. Infatti noi li abbiamo chiamati a testimoniare e il professor Germanò è venuto a testimoniare a nostro favore dicendo: guardate, io ho fatto le indagini, l'unica cosa che ho guardato se la cooperativa La Lombarda o la latteria di Milano erano nelle nostre indagate che commettevano truffe. No, queste due cooperative non c'entrano proprio, perché noi siamo nati nel 2000, eravamo in 9, nel 2005-2006 abbiamo raggiunto il picco di 225 aziende associate a questa cooperativa e fatturavamo 50 milioni di euro, sesta cooperativa d'Italia. A un certo punto però vi dicono: voi producete troppo, dovete pagare. Ma ce l'hanno sempre detto tutti gli anni. Tutti gli anni, ma lo dichiaravamo anche noi, perché facendo la funzione di primo acquirente siamo obbligati a comunicare ad AGEA e alla Regione Lombardia quante vacche ci sono nelle nostre stalle e quanto mensilmente produciamo. C'è stato stabilito un tetto dalla Comunità Europea che l'Italia produce, però prevede una compensazione a fine anno. Queste cose non avvenivano mai perché, come è successo nelle ultime indagini, si è scoperto anche che ci sono delle vacche che hanno 90 anni. Fittizie, diciamo, evidentemente. Vacche che non esistono ma che figurano invece nei registri. Nei registri dell'anagrafe bovina. Qua è compito di AGEA e del Ministero della Sanità Veterinaria andare a fare questi controlli, però non venivano mai fatti. Che cosa si dice? Quindi, se questo diciamo è vero, è evidente che il meccanismo di calcolo è tutto falsato. Il meccanismo di calcolo è tutto falsato e abbiamo pagato noi produttori, quelli veri, dei super prelievi che non esistevano. Perché c'erano invece attribuiti produzioni che non c'erano. Che non esistevano, erano solo delle fatture false e delle anagrafe bovine false, perché la Comunità Europea su ogni litro di latte che noi produciamo e su ogni capo bovino dà un contributo all'AGEA da distribuire ai produttori. E questo, poi quando dicono che sono i cittadini italiani che pagano il super prelievo, non è assolutamente vero, perché la Comunità Europea i contributi che dà all'agricoltura italiana li trattiene alla fonte e poi automaticamente AGEA e il Ministero li trattiene a noi,
perché la mia azienda è quella di molti altri associati. Al cittadino i grandi organi di stampa però hanno detto: guarda caro cittadino, che per colpa di quegli allevatori là paghi tu. Esatto, è quello, ma non solo il cittadino, ci sono anche delle organizzazioni sindacali che si sono schierate contestandoci, dicendo che noi commettevamo delle truffe, ma era importante comprare le quote. Non so come mai queste organizzazioni sindacali, al posto di difendere i produttori come l'abbiamo sempre fatto noi, hanno voluto far acquistare quote che erano false e dovevano essere distribuite ai produttori che producevano. Avvocato Dauria, la commissione di indagine ministeriale e i carabinieri dicono, lei lo cita in un passaggio di una sua nota durante l'iter giudiziario, diciamo, cita un brano di questo lavoro della commissione di indagine che dice che i funzionari di AGEA hanno modificato l'algoritmo, cioè la formula matematica utilizzata per il calcolo del numero dei capi da latte e dei numeri dei giorni di lattazione. Con quale finalità? Con la finalità di far risultare un numero di capi di animali compatibile col livello produttivo dichiarato dalla AGEA all'Unione Europea. Le simulazioni svolte dalla AGEA portavano ad un numero di capi e a un livello di produzione nazionale di latte molto distante per difetto, cioè in meno, rispetto alla quota produttiva assegnata. Da qui la necessità di ricorrere agli aggiustamenti per raggiungere l'obiettivo. Un sistema che attraverso la AGEA ha portato all'alterazione dei dati produttivi nazionali del latte, recando danno ai singoli allevatori, ai quali sono state date pesantissime sanzioni, sebbene le loro produzioni non avessero mai complessivamente superato la quota nazionale assegnata dall'Unione Europea. Cioè in pratica questi ci dicono, i carabinieri, che non è mai stata superata, non è mai stata sforata la quota realmente, perché c'era tutto un sistema falsato, falsato all'origine. Ma io qui vorrei capire un'altra cosa, perché poi lì il fatto che vengano falsati i numeri serve anche a compravendere le quote all'interno del paese, e quindi qualcuno ci guadagna su queste compravendite, no? Esatto. E chi ci guadagna? Allora, chi ci ha guadagnato? Allora, su questa materia c'è ancora un'indagine aperta, no? Su questa questione. Però, avvocato Dauri. Allora, questo che il direttore leggeva sono le esatte parole della commissione e dei carabinieri che l'hanno sottoscritta. Nella già complessa, perché abbastanza complessa, in fatto, la vicenda delle quote latte, capire il sistema del superprelievo, lo sforamento, si è inserita questa indagine, appunto, partita ministeriale, poi arrivata invece alla Procura della Repubblica di Roma e attualmente lì pendente, per cui nella complicazione si è inserita questa seconda complicazione, cioè il punto è le quote dei singoli produttori di latte possono essere vendute e anche affittate. Quindi se io sono un produttore di latte sfortunato che produce poco, io posso, invece di bruciare il mio monte quota, mettiamo 10, produco solo 5, il 5 residuale lo posso cedere, per esempio, alla società produttrice di latte che fa capo ai parenti, cioè se figura che io produco troppo, posso vendere la quota. No, se produco troppo poco, sì, e quindi mi resta della quota in più, sì, io la posso cedere a chi è più fortunato di me e produce di più, che per pareggiare, non so, X produce 5 e ha 10, Y produce 12 e ha sempre 10, se io affitto o vendo le mie 5 residuali a Y che produce di più, io faccio stare in quota Y e faccio stare in quota il sistema, per cui il sistema nel suo complesso, il sistema italiano, non deve pagare il superprelievo e quindi i singoli non si vedono colpiti da questa certamente antipatica tassa. Quindi ne è nato un mercato praticamente. Quindi è nato un mercato, ma il mercato da cosa è nato quello falsato per cui c'è l'indagine? È nato, c'è il sospetto che così sia,
che quelli che producono poco, cioè quelli che hanno la possibilità di mettere sul mercato le loro quote, in realtà non producono proprio niente, cioè sono dei fantocci che servono per agitare sul mercato delle quote la loro posizione e trarne un vantaggio economico. Mi pare ci fosse, mi dica Crippa se sbaglio, un produttore di latte con vacche presenti in Piazza Navona. Piazza Navona, sì, ecco, quello è l'esempio. Quel signore lì probabilmente di vacche da latte non ne aveva, di latte non ne produceva, però aveva la sua quota, 10 punti. Quei 10 punti che erano tutti utilizzabili, magari diceva 3 produco, 8 li vendo, diciamo, e ci faccio del marketing. Questi registri che mi dicono che il signore in Piazza Navona evidentemente a Roma non poteva avere mucche, ma figurava come uno che aveva mucche e produceva un tot di latte, questi registri li tiene e i controlli li fa chi? L'Agea. Dovrebbe farli Agea, mandando quelli anche del servizio veterinario, perché annualmente ci sono delle profilassi da fare in azienda. Perché quello che i carabinieri hanno rilevato prefigurerebbe un fatto molto grave. Esatto. Vuol dire che si sono falsate queste carte qui fin dall'origine. E beh, certo, dal punto di partenza a Roma, no? Esatto, a Roma, dove sei nei bottoni di comando, chi li fa? Io, lei, sicuramente non possiamo schiacciare un bottone e dire qui ci sono le mucche. In Piazza Navona. Piazza Navona, perché domani mattina c'è qui l'USL a verificare se ci sono gli animali. Allora, lei diceva, avvocato, nel suo ricorso, diciamo, nel suo documento, che ci sono una settantina di procure, di uffici del pubblico ministero, a quanto pare, che stanno indagando su queste vicende, ma da un punto di vista pratico, lei, Crippa, che è direttamente interessato, perché qui si dimostrerebbe una volta per tutte che il sistema famoso degli la questione degli sforamenti, quindi multe e tutto ciò che non c'era sforamento, non c'era l'Italia ha pagato un superprelievo, non esisteva, in debito che non doveva pagare. Che non doveva pagare. E la questione di fronte a cui ci siamo scontrati, perché il primo, però le indagini a che punto sono? Aspetta, Prego, avvocato. Perché potrebbero essere a un punto molto migliore di quello in cui sono, se quando la prima volta, proprio in chiusura del dibattimento di primo grado, abbiamo ottenuto uno stralcio, un passaggio, quello che lei ha letto, di tutta la relazione. L'abbiamo immediatamente prodotta al tribunale di primo grado che doveva decidere, dicendo ferma tutto, fai un supplemento di dibattimento, convochiamo chi ha fatto questa relazione che ci racconti la faccenda. Perché? Perché è chiaro che se emergesse quello che sembra emergere, al di là dei falsi, cioè che non c'era sforamento e quindi non si doveva pagare il superprelievo, la posizione degli imputati e di Crippa in principale cambiava. Qua cambia molto, però anche per lei, credo personalmente. Lei quanti anni sono che va avanti questa storia? Che l'hanno arrestata? 5 anni e mezzo. L'hanno arrestata 5 anni e mezzo fa. Sì, viene condannato 2 volte, si vede quasi le sbarre della galera davanti agli occhi, perché dopo 2 condanne, diciamo in primo e secondo grado, uno comincia a respirare il profumo di San Vittore. Si chiama doppia conforme tra gli avvocati e quasi mai viene ribaltata. E quasi mai viene ribaltata in Cassazione. Se è doppia conforme di condanna. Però, le doppie conforme d'assoluzione, come nella vicenda di Garlasco, spesso vengono ribaltate, ma le doppie conformi di condanna è difficile, è no? rarissimo. Ecco, lei si vede davanti alle sbarre del carcere, passa per un furbo, per uno che truffa, come sono passati i tanti allevatori del nord, no? Perché all'epoca delle polemiche anche politiche si diceva quei furbacchioni ladri degli agricoltori, degli allevatori del nord, che hanno rubato ai 4 palmenti, hanno mangiato, diciamo, sulla questione delle quote. E invece, se passa questo discorso, che tra l'altro se viene approfondita questa indagine, se si va a verificare questa ipotesi, che non è fatta, diciamo, da personalità esterne, perché comunque è fatta dai carabinieri delle politiche agricole, non è che... Ecco, se posso, quando insistemmo alla chiusura del primo grado per sentire in dibattimento davanti a tutti, davanti al pubblico ministero, era proprio questo il messaggio che abbiamo dato al tribunale. Signori miei,
Qui o da una parte o dall'altra c'è un falso gigantesco. Se il falso è dei carabinieri, dobbiamo accertarlo subito. C'è qui l'ufficio del pubblico ministero che, insomma, anche perché questa questione ribalta completamente quello che è stato diffuso. Oppure se invece è vero quello che dicono, si ribalta completamente il merito del processo. Quindi da una parte o dall'altra questa relazione, cioè, qua se non l'ha avuta prima o poi, i furbi e i ladri esito... si scopre che sono altri, sono tutt'altri, i furbi e i ladri. Sono i funzionari che manomettevano il numero dei capi in azienda e il numero degli anni delle vacche, come l'hanno anche dichiarato, perché l'abbiamo trovato in alcuni ricorsi che loro hanno fatto contro di noi, dove a firma, non mi ricordo più il nome di questa persona, dove diceva: io ho dovuto modificare l'algoritmo del numero dei capi e il numero degli anni perché forse c'è del lato in nero. Cioè, tu sai, mi viene a dire che forse qualcuno sta commettendo un reato e io a mia volta commetto un altro reato per cercare di mascherare le cose. Certo. Lei come ha vissuto questa vicenda? Ci sperava nella soluzione in Cassazione? Ma dopo la seconda condanna l'ho vista male. L'ho vista male, infatti non ho mai detto niente in famiglia, perché in famiglia, insomma, alle 4:30 del mattino ti arrivano 6 della Guardia di Finanza a bussare alla porta con un bambino di 4 anni e mezzo. Questo 5 anni e mezzo fa, sì, quando l'hanno arrestato? 9 febbraio del 2009, sì. La arrestano e la portano dove? No, mi hanno lasciato a casa. Subito ai domiciliari? No, mi hanno lasciato a casa perché perlomeno devo dire che le 5 o 6 persone che sono venute a casa mia della Guardia di Finanza si sono comportate molto bene, non hanno né buttato giù la porta né fatto niente, sapevano che c'era un bambino, mi hanno detto aspettiamo che il bambino si sveglia, poi procediamo, lo mandi a scuola, e poi mi hanno portato qui alla Guardia di Finanza a Milano, le impronte, le fotografie, tutte le cose, hanno preso la casa, l'hanno messa sottosopra e poi mi hanno riportato a casa, ci sono rimasto per più di 60 giorni. Quindi lei non se l'aspettava che la Cassazione dicesse? No, perché come mi hanno sempre detto gli avvocati, non sperare in un capovolgimento totale. Poi alla sera, quando alle 11 del 16 ottobre mi hanno chiamato, pensavo che mi stavano prendendo in giro, infatti gli ho detto: mi state prendendo in giro per... Senta, le voglio fare un po' la pillola. Crippa, un'ultima domanda, perché intanto rimane ancora allora in sospeso, avvocato Dauria, questa questione qui, stiamo già sforando, non possiamo più perché la pubblicità è tassativa. Rimane in sospeso, questo che è un punto chiave, perché se è vero quello che dicono i carabinieri, siamo davanti al capovolgimento completo di come è stata raccontata la vicenda quote latte. Però voglio chiederle, Crippa, l'ultima cosa. Ne deriveranno, ma lei, severo, delle azioni giudiziarie. Se abbiamo capito che il marcio parte da Roma, dalla Agea, se le cose stanno come dicono i carabinieri, da verificare, eccetera, eccetera. Lei, se voleva fare il furbo e rubare, era nelle condizioni di farlo? O, visto che diciamo le regole erano dettate dal centro, non poteva farlo? Io potevo farlo perché tutti i mesi transitavano sulla cooperativa 4 milioni e mezzo di euro e ce l'avevo solo io la firma sul conto corrente. Ma secondo voi, se io vedo 100 milioni arrivare e me li metto in tasca e sto a aspettare che il comandante della Guardia di Finanza viene a suonare il campanello, ero in Brasile, alla Cayman o da qualche altra parte, invece io sono sempre rimasto a casa mia. Il numero di telefono è quello che ho da 10 anni, non l'ho mai cambiato e so benissimo che l'hanno messo sotto controllo per vari mesi, perché non ho mai cambiato. E un altro conto, lei dice, è quel tipo di battaglia che facevamo, e quella lì ce l'ha riconosciuta perfino il GIP, diceva prima l'avvocato, la legittimità di quella battaglia, chiara, trasparente, alla luce del sole. Sì. Con le vacche per strada. Io ringrazio Alessio Crippa e l'avvocato Luca Dauria. Magari riprenderemo questo discorso con qualche altro interlocutore, magari. Grazie e buon pomeriggio anche a